Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con il Sindaco Trentino. Benvenuto Sindaco. Grazie, grazie di buongiorno. essere ancora con noi. Prima di tutto le chiedo due parole sull'incontro che c'è stato oggi in prefettura sulla sicurezza in circonvallazione. Sì. Che cosa è emerso? Beh, la notizia incoraggiante è che la prefettura ci ha subito autorizzato per l'installazione degli autovelox fissi che diventano il principale deterrente alla mancanza del rispetto di velocità e quindi alla violazione del divieto dei limiti, e adesso pertanto provvederemo a farci finanziare l'acquisto per poterli quanto prima installare. Con la velocità massima che aveva già detto a noi? Allora, il problema è questo, che sulla circonvallazione pensare alla velocità 30 probabilmente, ci dicono i tecnici, è controproducente, quindi sulla circonvallazione manterremo i 50 km/h di velocità, a meno di ripensamenti, ci stiamo confrontando con chi ha competenze in materia. Bene, grazie anche per questo, sono notizie di primissima mano, dalla fonte più diretta possibile. Adesso affrontiamo un altro argomento che è molto doloroso e effettivamente imbarazzante: le aggressioni fisiche e verbali nei confronti degli autisti della MTS. Ormai hanno detto a microfono spento al nostro collega Tonino De Manna, dicevano siamo diventati tiro al bersaglio, cioè ormai tiro al bersaglio, e chiedono quindi più controlli delle forze di polizia e pensano, Sindaco, in particolare a una cosa che penso si possa fare, l'incremento dei vigilantes, cioè dei loro colleghi, a bordo dei bus che servono da deterrente. Ma vediamo un momento cosa ha visto stamattina Tonino De Manna. Minacce, aggressioni verbali e fisiche, addirittura 3 autisti mandati in ospedale in meno di un mese. Tra le tante emergenze di Catania emergono gli episodi di ordinaria follia ai danni del personale AMTS. Poca voglia di parlare e tanta paura per gli autisti. Per loro guidare un autobus a Librino, Nesima o in pieno centro equivale ad andare in trincea e a combattere. Siamo al tiro al bersaglio e non ci sentiamo al sicuro. Questa è la frase di molti autisti, detta sottovoce e comunque lontana da microfoni e telecamere, su disposizione dell'azienda trasporti. Prende atto della situazione invece il dirigente dell'area produzione di AMTS, Salvatore Capri, che sollecita controlli ed una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Siamo esposti a questo tipo di situazioni. Noi cerchiamo di combatterle non direttamente in realtà, però attuando un servizio anti-evasione anche con l'ausilio di personale di vigilanza esterno, però è chiaro che con le nostre risorse non riusciamo a coprire né tutte le linee né tutta la città. 3 episodi in 29 giorni, l'ultimo innescato ad un extracomunitario che ha preso a pugni l'autista del 538 perché si era rifiutato di farlo scendere fuori fermata. Cos'altro deve ancora accadere al personale dei servizi di linea AMT prima che siano applicate le giuste misure di tutela della sicurezza? Questa l'amara riflessione dei sindacati, mentre da più parti arrivano attestati di solidarietà che da sola però non basta per rassicurare il personale AMTS. Sindaco Trentino, come risponde al personale MTS che è giustamente preoccupato? Insomma, è una cosa molto grave questa. Direttore, hanno ragione. Io per il primo episodio ho subito telefonato all'autista aggredito per esprimergli la mia personale solidarietà, personale a nome anche della città. Stiamo attenti perché si tratta di fenomeni degenerativi che comunque non sono caratterizzati da una inclinazione alla violenza. Molto spesso si tratta di alcuni pazzi, alcuni dissennati. Ecco, l'extracomunitario presumo fosse un soggetto che magari non era in sé nel momento in cui ha picchiato uno di quei cittadini, quindi non vorrei che da alcuni di questi fenomeni, pur preoccupanti e pur inquietanti, possa insorgere il timore di una prassi che poi di adito a chissà quale tipo di fenomenologia allarmante. Io, per quel che mi riguarda, cercherò di fare qualcosa, anche gesti simbolici, anche dedicarmi una mezza giornata per stare tutta una mezza giornata sugli autobus a fare avanti e indietro, per far vedere che comunque la città, nella persona del sindaco, è vicina agli autisti. Sono piccoli gesti. Per quanto riguarda gli interventi della polizia, per quanto riguarda gli interventi dei vigilantes, in un mondo perfetto sono tutte cose che si possono fare. C'è una questione di costi, c'è una questione di sostenibilità. Certo è che bisogna dare una mano oltre la semplice solidarietà verbale a questi autisti, perché non possono essere lasciati soli. Bene, la vedremo presto dunque sugli autobus, speriamo di incontrarla. Io già ci vado ogni tanto, però questa volta quando non è in moto
motorino, vero Sindaco? Quando è il motorino, quindi speriamo di incontrarla presto. Adesso un'altra situazione che le vogliamo sottoporre è la protesta dei genitori e degli alunni di una scuola media della nostra città chiusa per rischio crollo, è la Giovanni XXIII, c'ha 3 plessi, uno di questi plessi, il plesso che si chiama proprio Giovanni XXIII, è stato dichiarato inagibile e per loro sono scattati i doppi turni. Adesso vediamo cosa ha raccolto la nostra Lorena Dolci. Mio figlio a casa è depresso perché è 5 ore che è senza far nulla. Sono 600 gli studenti di scuola media che sono rimasti a casa. Il loro plesso Giovanni XXIII da lunedì è stato dichiarato inagibile per la presenza di evidenti crepe nel solaio. Sono scattati i doppi turni. 24 classi di via Tasso sono state trasferite nel plesso delle elementari per seguire le lezioni di pomeriggio. Non si può innanzitutto rischiare la vita dei nostri figli, quindi il problema della sicurezza è il problema fondamentale che dobbiamo andare a risolvere e secondariamente non si può stravolgere la vita sociale extrascolastica dei nostri figli e delle famiglie. La mattina lasciare un bambino di 11 anni solo a scuola, a casa, un bambino di 11 anni e non è possibile perché un minore solo non si può lasciare a scuola. L'ira dei genitori è rivolta anche verso la preside che non avrebbe segnalato per tempo le anomalie. Non penso che in 2 mesi una scuola nuova diventa inagibile, siamo stati presi tutti in giro. Dopo il controllo dei vigili del fuoco che hanno deciso la chiusura, la dirigente ritiene di non aver avuto altra scelta. Abbiamo notato le crepe a metà ottobre, quando io ho scritto al comune, a settembre era tutto a posto. Ma a questo punto i genitori sono molto preoccupati per la tenuta generale anche degli altri plessi e vorrebbero una nuova sede. Perché la struttura cade a pezzi da tutti gli anni, da tutte le parti, anche questo plesso dove siamo adesso. Guardate tutti i cornicioni, sta cadendo a pezzi. E ci devono dare una scuola conforme a quello che dice la legge. Non ci interessa niente. Sindaco? Ma vorrei utilizzare Shakespeare, tanto rumore per nulla. Io credo che chi ha ruoli di responsabilità deve agire responsabilmente. Qua siamo ai limiti del procurato allarme da parte di chi, dirigente scolastico, ha inteso rappresentare una realtà del tutto distante da quella reale. Si tratta di un problema che si è verificato in un'aula, comunque in una parte dell'edificio è circoscritto per 60 metri quadrati, che sono stati subito delimitati. Sono cominciati già questa mattina le prove di carico per comprendere quando risolvere questo problema in 60 metri quadrati. Il resto della scuola è interamente agibile. Io non so se questa intervista di questa mattina, perché mi preoccuperei, in quanto ieri pomeriggio all'assessore Guzzardi era stato garantito che sarebbe stata riaperta immediatamente, visto che non ci sono assolutamente problemi di natura strutturale. La verità è che molte volte si vuole alimentare una polemica inutile per ragioni che io non sto certamente adesso qui a commentare, ma che rende tutto molto più grave, perché è normale che i cittadini, che i genitori, anche io sarei terrorizzato se mi rappresentassero un pericolo di crollo, non manderei mai i miei figli in una scuola insicura. Ed è anche vero che noi su alcuni plessi scolastici abbiamo delle difficoltà su cui stiamo cercando di intervenire grazie alla fattiva collaborazione degli assessori Guzzardi e Petralia, ma in quella scuola in particolare non c'è nulla di cui temere, perché mi hanno detto i tecnici che hanno compiuto un controllo integrale, quindi chi lancia un messaggio di natura opposta si assume le sue responsabilità, perché ci sono anche delle specifiche disposizioni di legge del codice penale che prevedono che chiunque dovesse dare un allarme ingiustificato creando preoccupazione nei cittadini poi ne debba rispondere. Procurato allarme. Beh, parole molto chiare, molto severe quelle del sindaco. Vedremo nelle prossime ore che sviluppi ci saranno, perché a questo punto si dovrebbe riaprire normalmente la Giovanni XXIII. Ci fermiamo provvisoriamente qui. Prima di lasciarci vi ricordo il WhatsApp che vedete lì, 342 74 55 005, se no potete mandare le vostre mail a sicilia24focus@telecolor.it. Facciamo una breve pausa e poi torniamo insieme con i vostri messaggi e le vostre mail che abbiamo già ricevuto in queste ore. State con noi.
Bentornati all'appuntamento con il sindaco Enrico Trentino, che ringraziamo ancora per essere con noi. Adesso siamo arrivati alla fase della lettura dei vostri WhatsApp e delle vostre mail. Cominciamo con il primo WhatsApp che dovrebbe essere pronto perché io lo possa leggere. Vediamo se dalla regia mi danno l'ok. Forse abbiamo ancora qualche problema. Eccolo qua, abbiamo un servizio, c'è un'immagine, Viale Lorenzo Bolano, ecco, le immagini si commentano da sole, sindaco, sono accompagnate da un testo che però non c'è in questo momento. Sono un cittadino catanese residente in Viale Lorenzo Bolano. Volevo segnalare l'abbandono della via San Pio X del manto stradale e dei suoi marciapiedi. Questo video che stiamo vedendo, sindaco, è girato evidentemente dall'autore del WhatsApp e che ci tiene a far vedere alcuni dettagli, alcuni particolari, ma la cosa importante è questo: l'abbandono della via San Pio X, manto stradale e i marciapiedi, questo qua. Adesso tra un po' vediamo se ci sono altri particolari che riusciamo a vedere. Siamo al Viale Lorenzo Bolano di Catania. Bene, possiamo rientrare in studio con il sindaco Trentino. Allora, cosa possiamo dire? Direttore, io non ho alcuna difficoltà ad ammettere quel che non va. E dico subito che sul tema della manutenzione dei marciapiedi e delle aree a verde noi abbiamo tante difficoltà. È inutile che io adesso venda false speranze o illudi i cittadini di pronti interventi. Sì, qualcosa ogni tanto riusciamo a farla. Adesso io chiederò ai tecnici di andare a vedere questa condizione in Viale Lorenzo Bolano, però su questo siamo indietro perché purtroppo le risorse finanziarie non sono mai state assegnate al reparto manutenzione, al servizio manutenzione, e quindi inevitabilmente patiamo una povertà da un punto di vista economico che non ci permette di intervenire come vorremmo. E quali sono le priorità in questo caso invece? Quando le risorse finanziarie non sono andate lì, ma dove sono andate? Vanno innanzitutto per i servizi essenziali. Quindi i servizi sociali vanno per tutto quanto quel che serve per far funzionare la macchina amministrativa, però quello dei marciapiedi è un problema che mi è stato segnalato da più persone e su cui ci vorrebbe un intervento organico ad ampio raggio e anche particolarmente costoso, che stiamo cercando di capire se possiamo far rientrare in qualche programmazione con la Comunità Europea. Poi, relativamente a piccole aree, in questo caso è circoscritta, è un'area circoscritta, sicuramente adesso ho preso nota affinché si possa effettuare un servizio di manutenzione, ma mi dispiace anche che si intervenga lì e non si intervenga in altre cose, che il Comune intervenga solo a chiamata. Quando parla di Europa si riferisce ai PNRR No. famoso o altri fondi? Altri fondi, in questo caso a tutti quanti i fondi che ci vengono dal Fondo Sviluppo Coesione, dal POMmetro, dal REACT-EU, sono degli altri fondi che rispetto a PNRR non presentano quei tempi così stringenti perché non dobbiamo concludere i lavori entro il 2026. Bene, grazie. Possiamo andare al prossimo WhatsApp, che vediamo se è pronto e lo mandiamo. Non so se qui c'è, ecco, è un testo. Il testo è questo qua: il largo Bordighera dal 2020 è abbandonato, non c'è acqua per il prato, sedili distrutti, parco giochi che ospita ogni giorno centinaia di bambini, cioè lì ci vanno i bambini, cioè non è che non ci va nessuno. E i marciapiedi non sono percorribili per i rami pericolosi, i rami di alberi che arrivano nei balconi e altro. Questa è un po' l'osservazione critica o severissima per quanto riguarda largo Bordighera. Guardi, le devo dire che per la condizione in cui ho visto il largo Bordighera forse è anche una critica generosa. Ah sì, eh? Sì, perché in effetti è uno stato comatoso. Ma come mai? Perché? Perché purtroppo non si è intervenuti come si doveva. Noi abbiamo un regolamento che in qualche modo ci limita nella cura del verde, perché vede una compartecipazione di comune e multiservizi attraverso un contratto che in passato non è stato modulato forse in modo del tutto virtuoso, diciamo così. Però è chiaro che i cittadini hanno bisogno di risposte.
al punto che io l'altro giorno, riunendo la Consulta del Verde, che è formata da decine di associazioni, ho proprio sottolineato la condizione di Largo Bordighera, perché io mi augurerei che trovassimo anche delle forme di collaborazione attraverso sponsorizzazioni di qualcuno che possa eventualmente sobbarcarsi l'onere di una manutenzione e gestione dell'area. Siccome pensa a un privato che possa intervenire? Teoricamente sì, siccome è troppo e lo ampia, possono fare? Certo, ma lo fanno in molte rotonde, mi piacerebbe lo facessero anche lì, però nell'attesa non è che noi possiamo lasciare questa condizione di incuria, e quindi ho chiesto alle relative direzioni di trovarmi una soluzione, perché non ho alcuna difficoltà a riferire di un messaggio che mi è giunto da una persona, da un amico, che mi ha detto: mi vergogno per come io trovo ogni giorno Largo Bordighera e per il fatto che comunque non stia ricevendo risposte da questa amministrazione. Questo non ce l'avevamo, questo messaggio. No, questa è una cosa, certo, infatti lo dico, è una cosa che mi pesa, perché ne avverto ovviamente la responsabilità. Certo. E noi dobbiamo intervenire, non posso, non ho certamente la tracotanza di dire entro un giorno, entro una settimana, ma in qualcosa la dobbiamo fare. Io la guardo in un disegno più ampio, perché metto anche Palazzo Bernini, che sono dei privati, metto la riqualificazione del Parco Sancia, che si chiamerà Parco Famà, e quindi di tutta Piazza Michelangelo. Mi auguro che attraverso i ribassi si possa estendere anche al Largo Bordighera, e in questo modo diamo una sistemazione non approssimativa ma sicuramente definitiva, fermo restando che poi dobbiamo trovare una soluzione anche per l'irrigazione. Bene, questo è molto importante, grazie anche per questo. Adesso passiamo al prossimo. È una mail e dice questo, è firmato presscalibero.it. Desidero sapere quando verrà ripristinata la viabilità in via Carbone, chiusa dalla precedente amministrazione. I genitori di 800 alunni entrano in... Ecco qua, ha mandato anche questa fotografia che lei può vedere lì sullo schermo. Ecco, sì. È così che si è. È un po' sgranata, ma è una fotografia che viene da una mail, si capisce. E dice: i genitori di 800 alunni entrano in questa arteria con la loro auto senza nessun vigile a regolare il traffico. Cioè, come si può fare per sistemare questo ingresso a via Carbone? Chiariamo, la via Carbone è stata chiusa al traffico, quindi non bisogna di nuovo consentire la circolazione. Si trova davanti alla scuola Cavour, è stata dichiarata scuola scolastica. Purtroppo è vera la seconda parte della mail, per cui ci sono i soliti furbetti, quelli che a me provocano un certo disgusto, che alla fine ne approfittano della mancanza di vigili e posteggiano laddove non si dovrebbe posteggiare. Cerchiamo di comprenderci, direttore. Con la condizione in cui ci troviamo, ci diamo tutti quanti una mano, non possiamo pensare che i 200 vigili diventino improvvisamente 1000 vigili e diano risposte. Se uno vuole fare l'imbecille può continuare a farlo per il fatto che non c'è il vigile urbano. Se uno ha un minimo di rispetto per la propria città non deve posteggiare lì solo perché non c'è il vigile, perché si tratta in quel caso anche di rispetto per tanti ragazzini che vanno in quella scuola e che si sono riappropriati di uno spazio che prima gli era precluso, perché in quel breve tratto, in quella piccola area, possono giocare, possono svagarsi e hanno una impressione tangibile, una sensazione di sicurezza che ovviamente non avevano prima nel momento in cui circolavano le automobili. Se quella è area chiusa al traffico, esatto, quello deve essere, esatto. Quindi non si deve parcheggiare. Poi dopo si possono fare interventi che sono necessari, però d'altra parte anche noi ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità. Adesso c'è un'altra mail importante che ci manda la signora Angela Marletta e che le riassumo io perché è consistente, però in sostanza lei chiede la possibilità di poter usufruire dei beni culturali del proprio quartiere, della propria area. Adesso ne cito qualcuno per i residenti che ci abitano vicino gratuitamente. Dice Castello Ursino, Museo Bellignano, altri siti. Dice: perché devo pagare continuamente il biglietto se devo andarci io, oppure porto qualche amico, qualche parente, qualcuno che arriva e io sono residente, abito là? Ma il fatto di essere residente non è che è un'opportunità per entrare gratis, anzi mi permetto di dire simpaticamente, signora, non me ne voglia, dovrebbe pagare di più per il fatto che già ha quel bene accanto a casa sua. Detto questo, però, che se mi si chiede
Per qual motivo non agevolare l'ingresso di pensionati rendendolo eventualmente gratuito ha un senso, ma per i residenti non c'è una ragione, perché chiaramente noi col costo di quel biglietto andiamo poi a incrementare l'offerta monumentale. Quindi si tratta, non è che sono soldi che incamera il comune, si tratta soldi che vengono messi su uno specifico capitolo che ci permettono poi di acquistare ancora ulteriori beni da Però sporre. stava pensando a, come dire, sconti o addirittura biglietti gratuiti per alcune categorie? Su quello ci si può pensare, ci si può riflettere, se per esempio per i più anziani, per agevolare anche i loro percorsi non solo culturali ma anche il piacere di uscire, si possono avere delle esenzioni. Su questo ci stiamo riflettendo. Bene, grazie. Adesso abbiamo ancora, vediamo se è un WhatsApp o una mail, siamo ormai quasi in chiusura, mancano pochi minuti, eccolo qua. Uno che scrive, le fa un complimento, dice: la cosa bella è che è la prima volta che un sindaco ci mette la faccia e non è scritto da noi. Non commento. Non commento. Raccolgo il sindaco, e ringrazio. Il sindaco è veramente, come si dice, un vero gentiluomo. Allora, siamo arrivati qua. Sto assistendo alla vostra trasmissione, ascoltando le parole del sindaco trentino, mi inorgoglisce di essere catanese, pur non risiedendo a Catania. Che dire? Cioè uno che sta qua anche se non è residente. Grazie sindaco, io la penso proprio come lei, ma purtroppo fare i conti con la realtà della nostra città è una realtà con la pasta, usa questa espressione un po' colorita, però in qualche modo le dà ragione, però poi dice sì, però non dimentichiamoci come stiamo messi. Però direttore, quello che io sto cominciando a constatare e mi fa piacere è che sta montando sempre più l'idea di una città consapevole, che non si vuole arrendere ma che vuole reagire rispetto a una condizione di degrado in cui ci troviamo, non certamente fatalmente, ma a causa, diciamo, di trascuratezza del passato e nello stesso tempo del mancato esercizio dei doveri civici di molti cittadini. Se noi riusciamo attraverso questa città che desidera cambiare Catania a contaminare favorevolmente l'alta parte della città che invece desidera che Catania non progredisca, io credo che il processo sia avviato sul percorso giusto. Non può da solo l'amministrazione, lo dirò fino alla noia e a costo di essere monotono, non può da solo un'amministrazione risolvere i problemi di una città, perché la città vive anche sul senso civico, vive soprattutto sul senso civico dei cittadini. L'amministrazione deve incoraggiare il rispetto di queste regole civiche e quindi leggere un lettore che scrive questo mi inorgoglisce, mi fa sentire più sereno sul fatto che comunque c'è un bell'esercito che ogni giorno di più aumenta di truppe per provare a non educare, non diciamo educare, ma a dare un segnale di cambiamento anche a quell'altra parte di Catania un po' più distratta. Per chiudere con una cattiveria, che percentuale dà di responsabilità, diciamo, le situazioni amministrative del passato e i cittadini dell'opinione pubblica? Allora, per mia scelta non giudico il passato, dico pure che negli ultimi 15 anni chi mi ha preceduto ha dovuto fare i conti con una realtà veramente difficile, perché la normativa sostanzialmente ha impedito il turnover, ha impedito di assumere e quindi si è trovato in una condizione di inagibilità. Non è dipeso certamente da mancanza di volontà dei precedenti amministratori, anch'io sono stato precedente amministratore visto che ho fatto parte per 2 anni e mezzo della Giunta Pogliese, ma quando io ero assessore della Giunta Pogliese avevamo un ingegnere e 2 architetti a fronte di 48 tecnici che dovevamo avere. Adesso siamo riusciti attraverso le risorse comunitarie a dotarci di forze maggiori e quindi a me è data la fortunata condizione di poter riavviare il motore. Mi hanno messo in un abitacolo di una Ferrari, ma ancora il motore non è stato spurgato e quindi ancora è quello di un'utilitaria. Stiamo cercando di performarla al massimo per poter fare partire la città come vogliamo. Se in tutto questo però questa macchina viene spinta dai cittadini che desiderano veramente una Catania migliore, questa macchina già può andare più veloce. È quello che intendiamo fare anche noi, con il contributo che vogliamo dare con molta modestia ma con sincerità. Vi ricordo i contatti per continuare ad avere rapporti diretti con il sindaco: 342 74 55 005 per i vostri WhatsApp e l'indirizzo mail Sicilia24focus, poi @telecolor.it. Ringraziamo il sindaco per essere stato con noi anche questo venerdì. Ci dà l'appuntamento per il prossimo? Assolutamente sì, Bene. grazie. Allora ci rivediamo venerdì prossimo alle 14:30 puntuali. Grazie al sindaco trentino e grazie a voi per essere stati con noi.